Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come sempre vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo andare a fare durante i vari periodi dell'anno. Ci troviamo ancora una volta nel vigneto quello giovane. Abbiamo preparato, come abbiamo fatto vedere negli scorsi video, la terra per andare a piantumare le barbatelle e questo al momento è il risultato, nel senso che abbiamo tutte le viti piantate all'interno di quello che era l'appezzamento, chiamiamolo principale. Ora invece dobbiamo andare a fare un lavoretto sul bordo, diciamo, sul perimetro esterno dell'appezzamento. Ecco, queste sono tutte le file che sono state piantate a 2,60 m una dall'altra per 90 cm di distanza tra una vite e l'altra. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo lavorare sul perimetro del campo perché abbiamo in progetto appunto di piantare un filare che costeggia il bordo esterno dell'appezzamento e in quel caso dovremo fare un lavoro un po' più artigianale, un po' più diciamo fatto in casa, nel senso che qui abbiamo chiamato il terzista, come avevamo documentato in altri video negli altri anni scorsi, diciamo, quindi non abbiamo ripetuto un po' il lavoro, la documentazione del lavoro, ma in pratica sono venuti con un attrezzo particolare attaccato al trattore che va a piantare collegato al GPS, quindi tutto molto squadrato, molto perfetto e meccanizzato, ecco, tutto l'appezzamento, quindi le viti sono state messe in modo estremamente precise. Ora cosa dobbiamo andare a creare? Quindi un filare esterno e dovremmo lavorare un po' in modo artigianale perché sul bordo non riesce a camminare il trattore con il macchinario ovviamente e quindi ci dobbiamo organizzare con trivella, pala, badile, piccone eccetera in modo tale da andare a creare buchi per i pali, buchi poi per le viti e dobbiamo poi creare appunto da zero questo nuovo filare, quindi con tutto quello che serve, dai fil di ferro ai tutori e tutto il resto appunto tiranti, in modo tale che poi sia un filare a tutti gli effetti messo in condizioni di andare a produrre. Ecco, quindi rispetto a quello che è l'appezzamento principale, qui sul bordo abbiamo gli olivi ovviamente che sono stati piantati diversi anni fa, che ovviamente sono cresciuti e dobbiamo andare a fare la potatura e poi vogliamo proseguire dunque lungo quest'asse, questa fila, diciamo tutto questo nuovo filare. Quindi stiamo procedendo come prima cosa con il same dorato a cui abbiamo attaccato la trivella per andare a fare i buchi per i pali. Questa trivella ovviamente presenta il telaio attaccato al trattore e poi l'organo, diciamo, che lavora è questa sorta di vita infinita, questa coclea che presenta ovviamente una punta finale in modo tale da andare a poter centrare bene il punto preciso in cui fare il buco e ha questa possibilità di oscillare su quest'asse in modo tale da andare a dare anche una direzione al buco che si vuole fare, se si vuole fare un leggermente in pendenza o tanto in pendenza oppure in asse con appunto il terreno. Questa coclea una volta attivata la presa di forza ovviamente comincia a girare e inizia a scavare il terreno. Una volta fatto il buco andiamo a sospendere, diciamo, la funzione della presa di forza e andiamo a estrarre questa punta in modo tale da portare fuori, asportare il materiale, la terra che abbiamo scavato. Ecco, il buco che viene a crearsi ovviamente non è perfetto, nel senso che ha una bella apertura, una bella pulizia, però ovviamente poi con la pala, col badile dobbiamo andare a creare una pulizia perché ovviamente la coclea estrae, la trivella estrae, però una parte di materiale ovviamente resta dentro, un po' perché ci sono i sassi che cadono e fanno un po' di, diciamo, occupano un po' di spazio, fanno un po' di ostruzione, un po' perché un po' di terra tende a cadere nonostante le pareti siano abbastanza compatte del buco ed è per questo che serve questa tipologia di trivella per fare il buco. Ovviamente con la pala dobbiamo andare a fare un po' di pulizia in modo tale che creiamo un buco di una profondità di circa 70-80 cm all'incirca nel quale poi inseriremo i pali. Questi sono buchi appunto essenziali per poi creare la struttura del filare e andare a inserire i pali all'interno di questi buchi.
Ecco, allora i buchi li abbiamo fatti. Ora abbiamo anche un po' ripulito con la pala, il badile, la terra, in modo tale che manca solo da piantare i pali. Adesso aspettiamo che arrivi su il papà con una carrettina, un rimorchio piccolo. Abbiamo caricato già un po' di pacchi di pali che andremo a piantare. Qui useremo pali di cemento, a differenza di tutto il resto dell'impianto, che invece in quel caso useremo pali un po' più moderni di ferro zincato, adatti poi a lavorazioni anche meccaniche. In questo caso, essendo poi una fila che gestiremo completamente manualmente, usiamo un po' i pali che abbiamo recuperato appunto dall'estirpo e andremo a piantarli qui. Ecco, ora ci siamo fatti un tondino da 90 cm, un tondino di ferro, che useremo un po' per fare la misura, per distanziare in modo più o meno, diciamo così, preciso le viti. Ovviamente abbiamo piantato con il GPS, il terzista ha piantato con il GPS le viti nell'impianto, quello ufficiale. Per questa fila abbiamo detto è un po' più artigianale, un po' più rustica, quindi dobbiamo un po' attrezzarci. Potremmo stendere la corda metrica e segnare ogni 90 cm, diciamo per esperienza, un po' ci troviamo meglio così a farci una misura e poi andare a segnare dove, centimetro più, centimetro meno, vanno poi a cadere le barbatelle che piantiamo su questo filaretto. Adesso abbiamo finito di distribuire i pacchi dei pali, abbiamo messo un palo ovviamente per ogni buco, come vedete l'abbiamo messo giù un po' grossolanamente, stando attenti comunque che non franasse giù la terra, perché sennò abbiamo fatto il lavoro di pulizia un po' per niente. Adesso dobbiamo fare un lavoro un po' fisico ma un po' delicato, nel senso che dobbiamo riprenderli un po' in mano e cercare di creare una fila dritta, che siano un po' in linea tra di loro e ovviamente piantati bene. Dobbiamo accomodare la terra, cercare di premerla, pressarla in modo tale che più o meno rimanga in posizione il palo. Ecco, allora abbiamo finito di distribuire i pali, ognuno all'interno del proprio buco. Abbiamo un po' cercato di dargli una linea abbastanza retta in modo tale che siano in asse appunto con il filare, e ora dobbiamo un po' finire di accomodargli la terra vicino, ovviamente terra e sassi. Poi vedremo se magari portargli su un po' di acqua in modo tale che la terra cali un po'. Poi eventualmente se troviamo materiale glielo riportiamo ancora in modo tale che il palo possa poi essere ben fissato, ben piantato per terra, senza diciamo andare poi a capovolgersi. Adesso abbiamo completato diciamo l'allineamento dei pali, ovviamente ci sarà uno scarto di errore perché non abbiamo il GPS incorporato, però ecco un po' di errore lo tolleriamo, perché comunque questa sarà una fila come diciamo gestita un po' in modo artigianale, dove non sarà estremizzata la meccanizzazione, per cui non è quello il problema. Però abbiamo cercato insomma che più o meno i pali fossero allineati. Abbiamo completato diciamo il lavoro di andare ad accomodare più terra possibile, i sassi ovviamente vicino al palo per coprire la buca, e anche fare un po' di colmetto, perché tanto un po' di terra calerà. Probabilmente se abbiamo tempo portiamo su un po' di acqua da bagnare in modo tale che andrà a compattarsi un po'. Comunque insomma un po' di riserva di terra l'abbiamo lasciata in modo tale che non ci siano dei cali troppo drastici. Quindi una volta posizionati i pali siamo pronti per andare a
a posizionare i segni dove andiamo, i picchetti dove andremo a piantare le viti. Ovviamente anche in questo caso un po' di errore lo tolleriamo. Cosa abbiamo fatto? Appunto abbiamo preso questo tondino tagliato 90 cm e in mezzo comunque abbiamo fatto un piccolo segno, che così quando noi partiamo, questo è il palo di testata, vogliamo piantare una vite dietro e una vite davanti rispetto a questo palo, quindi andiamo a posizionare più o meno la metà al centro della testata e andiamo a posizionare un picchetto davanti e un picchetto dietro e andranno a piantarsi le prime due viti. Ecco, una volta aver posizionato i primi picchetti, ovviamente usiamo questa come misura e cerchiamo che insomma sia più o meno al centro tra un palo e l'altro, e quindi anche qui andiamo a posizionare via via i vari picchetti. Ovviamente ogni picchetto poi corrisponderà un buco da effettuare con un altro tipo di trivella rispetto a quella che abbiamo usato per fare i buchi per i pali, una trivella che va a smuovere la terra, quella che usiamo per fare le rimesse nei nostri vigneti. Finito di sistemare i pali, ci siamo dedicati al lavoro di fare i buchi per i tiranti che servono per tensionare tutto il filare, quindi con la trivella abbiamo fatto il buco, abbiamo poi piantato il tirante e sistemato la terra in modo tale che fosse bello bloccato. Poi abbiamo steso e fissato il primo filo di ferro che servirà poi per legare bene i tutori e fissato i pali con un piccolo filo di ferro col trancino. Ecco, ora finalmente possiamo dedicarci alla piantumazione delle nostre barbatelle. La varietà che andiamo a piantare è Cortese, quindi è una varietà bianca della nostra zona che si usa e quindi andiamo appunto a piantare queste barbatelle dopo che abbiamo fatto con il trattore e una piccola trivella i buchi per andare appunto poi a immetterle nel terreno. Come vedete il terreno si presenta ora bello smosso perché appunto il papà con il trattore attaccato alla trivella ha fatto questi buchi rendendo molto friabile, molto farinosa la terra. Ora non ci resta che andare a piantare le nostre viti attraverso l'utilizzo di una pala. Vedete il terreno molto friabile ci consente di fare un buco agevolmente. Noi ci troviamo bene così ad alzare la pala, vedete, infilare sotto le radici e la parte inferiore della vite e piantarla in questo modo. Ovviamente poi dobbiamo andare ad accomodare la terra vicino in modo tale che poi possa avere tutta la terra vicino all'apparato radicale. Una leggera pressione e di fatto la nostra pianta è stata immessa nel terreno.
Queste viti le abbiamo lasciate una notte in acqua con all'interno, diciamo, delle piccole vasche di plastica, quelle che usiamo per la vendemmia, per capirci, in modo tale che possano venire bene a contatto con l'acqua, possono rimanere belle umide, le radici si presentano molto fresche. Andiamo ovviamente a posizionarle nel filare dopo averle comunque mantenute in un secchio di acqua, in modo tale che veramente le radici siano fresche. Poi o questa sera o nei prossimi giorni vediamo di passare a dargli comunque acqua. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come vedete siamo in piena primavera, quindi ci ha sorpreso, in realtà non ci ha sorpreso perché era previsto un forte vento e questa mattina invece il clima era completamente diverso, però appunto la primavera è anche questa. Noi adesso proseguiamo con i lavori di realizzazione del nuovo impianto e ovviamente lo documenteremo con voi, per cui intanto vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi lasciamo qui in fondo le schede di alcuni video magari inerenti a questo argomento o da altri argomenti che abbiamo trattato. Se ve lo siete persi vi potete andare a riprenderli. Ovviamente vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.